E abbiamo un collegamento, Gigi, da Cuba. Quindi dai Caraibi. Sì, allora sì. Andiamo dal nostro Gianfranco Beckerle. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, promotore finanziario. Vendi tutto, tutto. È il momento giusto, zia Tren. Vendi tutto quanto, è il momento giusto, zia Tren. Va bene? È il telefono impegnatissimo, sì, insomma, vendi. come Ciao, sempre. ci sentiamo dopo, dimmi le quotazioni, grazie. Pronto? Scusate. Buon pomeriggio, promotore Buon pomeriggio a finanziario. tutti. Ciao. E anche immobiliarista, ho sentito, sì. quindi guarda, un personaggio che lui insomma, va a svernare i Caraibi anche No, perché... calma, sono qua che lavoro, vedo. Cioè, questo è l'ufficio, guarda. Tanto che lavoro, ho fatto solamente un pisocco stamattina, infatti mi sono addormentato. Ma si vede, infatti volevo proprio chiederle che cosa aveva combinato, insomma. Ma mi sono così, qua si lavora dalla mattina alla sera, soprattutto la sera tra l'altro, mi sono indormentato così impisoccato da una parte, qua il sole broa, cioè non ce ne sono banane, qua ti broi, anche se metti la protezione. Sono un po' titubante, non so se stia proprio lavorando. No, io ho la sensazione che invece lui stia svernando ai Caraibi con i soldi dei risparmiatori. Sì, che non è corretto. Andremo ad appurare più tardi. No, non torna in Italia per votare, insomma, nel fine settimana si vota. So che c'è il silenzio elettorale, no? C'è il silenzio elettorale. Fino a lunedì. Ecco, speriamo che duri fino a stanche via questo silenzio qua. Va bene? 2 bancai. No, anzi 4 bancali. Cosa sta trattando? Ma stiamo trattando adesso il prodotto che va per la maggiore, stiamo trattando, ho appena avuto la conferma, abbiamo appena preso una partita 2-3 bancai di cosa? Di tortellini al cavallo. Vanno per la maggiore, veramente sono ottimi. È il prodotto del giorno, sono ottimi anche per il picco di influenza che c'è adesso in Italia. Questi qua hanno dentro anche le medicine. Non so se la regia può mandare qualche contributo che ho portato. Adotta che tu, un family banker, a distanza con solo 2.500 euro al mese sostieni gli studi serali di un manager a Cuba nobile. Questa è... questa... Caro Becker, la sensazione che i risparmiatori... Ma no! Guarda, siano magari un po' truffati. Ecco, ad esempio qua, proprio perché quando si diploma ti mandiamo le foto dei festeggiamenti, che poi non viene a dirci che ci maiamo i tuoi skate, siamo trasparenti come un bicchiere. Qua è quando una si diploma, hai capito? Un family banker si diploma, facciamo festa, questo qua è proprio il momento dell'apoteosi e adesso è un family banker che può lavorare per noi e portare i frutti dei tuoi skate che dai in mano mia, hai capito? Ma investire furbamente, in questo momento bisogna investire dove non c'è concorrenza. Se ti ricordi ti ho consigliato di investire in Capeicole e Recciare in Mozambico e sta andando benissimo, sta andando benissimo. Benissimo, no, confermo, sta andando benissimo. Io volevo anche mostrarvi delle scene che sono andate prima di una riunione che facciamo per approvare... Tra poco le vedremo. Eccola qua, questa è una riunione per approvare il bilancio. Qua l'amministratore delegato. È una riunione. Sulla sinistra c'è invece dei meeting che organizzate voi con il direttore commerciale, questa è la forza vendite. E qua stiamo discutendo il bilancio proprio per far fruttare i vostri soldi. Questo qua è il meeting. Cosa sta facendo? No, questa qua è quando facciamo diciamo i nostri consulenti finanziari che si rilassano un po'. Sì, ma non mi hai mandato questi l'altra volta per investire il denaro? No, certamente perché non hai scelto un altro tipo di investimento. Ecco, questo è il meeting, guarda quanti promotori, quanti neopromotori finanziari. Esatto, cioè è tutta gente che reclutiamo grazie ai vostri sisini. Tu, Sandrino, hai scelto l'investimento Rosegotti, mi dispiace, ma io me ne sono accorto. Abbiamo delle slide su dei fondi, su dei nuovi prodotti finanziari, vero? Certamente, ecco qua, da un Deca, fai fruttare il tuo Deca, metterlo in mano mia, zio Trend. Il terreno. Ecco, qui c'è questo è il fondo Gattole a Volpe, diremo. Cioè noi vogliamo dire dove i skate crescono sugli alberi, diavolo becco. Cioè, cosa vuol dire? Non è vero che non crescono sugli alberi, noi abbiamo un appessamento di terra dove tu metti lì i tuoi sisini e tu puoi andare lì a guardarli quando vuoi, ci sono, tempo 6 mesi e ci sono già i primi buchi. Salutiamo il dottor Beckerle dai Caraibi. Beckerle! Scusa un attimo. Ah sì, ciao Butei, ciao. Sì. No, perché ciao.